I furani e i pirani sono generati dalla degradazione termica dello zucchero e quindi si trovano in una maggiore quantità negli aceti italiani. E il 5-acetosi-metil 2-formaldeide potrebbe essere un parametro discriminante tra l'aceto balsamico tradizionale extravecchio e quello affinato. E finalmente i chetoni, possiamo sottolineare la 3-idrossido-butanone che si trova in una molto grande quantità negli aceti spagnoli. Tra i lattoni si può mettere in importanza la whisky-lattona. Il rapporto tra i due isomeri è diverso se parliamo di aceti spagnoli che di aceti italiani, e questo potrebbe essere dovuto ai diversi tipi di legni impiegati. E finalmente i fenoli sono impiegati hanno relazione con l'invecchiamento in legno, però si trovano in una molto poca quantità negli aceti tradizionali a causa che non provengono da matrici alcolici. Sui dati presentati fino ad ora è stata effettuata un'analisi delle componenti principali e nella figura si può osservare che si trovano 4 gruppi differenziati per il primo fattore. In conclusione possiamo dire che i fattori che possono influenzare l'impatto aromatico degli aceti sono le materie prime, la durata del processo ed il procedimento tecnologico. Poi finalmente, y después de abordar el bloque sobre la estación fase sólida, se terminará la exposición con el bloque dedicado al análisis sensorial.